Al comunale di Canicattini Bagni l'Acregas impone la propria forza ed infligge ai padroni di casa una quaterna di reti. Eroe protagonista del match il bomber argentino Ten Lopez, autore di una splendida tripletta. Gara subito veloce per i ragazzi di Sebi Catania che dopo i primi minuti di studio prendono il sopravvento e sbloccano il risultato al 15° con Ten Lopez che conclude dopo uno scambio veloce con Tripoli. Timida reazione dei padroni di casa, ma è sempre l'Acregas a dettar legge e prima della fine del tempo al 41° raddoppio con un forte tiro beffardo di Tripoli. Con questo parziale si va a riposo e alla ripresa la musica non cambia, infatti il tris non tarda ad arrivare ed è sempre opera dell'argentino Ten Lopez che dalla distanza al 64° infila ancora una volta il portiere di casa Martinez con un tiro secco che gonfia la rete. Il città di Canicattini è oramai alle corde e quando tutto sembrava che la partita dovesse terminare per 0-3, ecco arrivare il poker, sempre per merito di Ten Lopez. Gambino subentrato nella ripresa tira forte, il portiere respinge come meglio non può fare. In agguato Ted Lopez era l'86°, insacca senza problemi. Applausi scroscianti alla fine per il team biancazzurro dal gruppo dei tifosi a seguito, ma anche dallo sportivissimo pubblico locale. Appuntamento è per domenica prossima all'Esteneto contro il Notocalcio per la terza giornata di campionato. Acregas a punteggio pieno in classifica generale, pur se in condominio con altre 3 squadre. Veramente oggi nei primi 15 minuti, 20 minuti non ero affatto soddisfatto assolutamente perché eravamo secondi sempre dopo, non abbiamo vinto contrasti e queste partite se le approcci così poi fai fatica. È chiaro che poi l'abbiamo strameritata la vittoria perché abbiamo giocato, abbiamo creato tanto, non, ripeto, non posso rimproverare mai l'impegno a questi ragazzi che non l'hanno mai fatto, però è chiaro che se noi vogliamo ambire a qualcosa di importante determinate partite le devi approcciare meglio, non si possono perdere tutti quei contrasti. Ecco il discorso del vento che ha disturbato molto la partita all'inizio, quindi bisognava giocare palla a terra e comunque a palla a terra sono arrivati poi i pericoli e sono arrivati anche i gol. Guarda, no, vento, no, noi non dobbiamo avere nessun alibi, non possiamo pensare né al vento né alla pioggia né alla neve, noi dobbiamo pensare solamente a giocare, ad adattarci a quella che è la categoria e ad adattarci a quello che è il campionato. Il campionato è un campionato fatto di aggressività e noi oggi, i primi 20 minuti, non ci siamo fatto trovare pronti. Compattezza e qualità poi dopo nella seconda parte di gara, quindi cosa le è piaciuto di più e cosa le è piaciuto di meno? Ma poi quello che è piaciuto di meno sono stato già abbastanza chiaro. Poi è chiaro che dopo abbiamo creato tanto, abbiamo fatto gol, l'abbiamo messa partita al sicuro e poi lì diciamo che è stato tutto in discesa. Ma ti ribadisco, dobbiamo crescere, ci vuole molta pazienza, però siamo sulla strada giusta. Il lavoro della settimana è frutto anche di questi risultati. È ovvio, se tu durante la settimana lavoriamo e lavoriamo pure tanto, perché ribadisco, vincere perché ti chiami Acragas o perché ti chiami per i giocatori che abbiamo, questo non l'ha fatto mai nessuno. Per cui noi se dobbiamo vincere, se vogliamo fare qualcosa di importante, lo dobbiamo fare solo ed esclusivamente attraverso il lavoro. Ciao, come stai? Sì, certo che sono contento perché per un attaccante è importante segnare, però mi lascia tranquillo che tutti sappiamo cosa dobbiamo fare dentro del campo. Se vinciamo quello è lo importante per me e per tutti perché siamo una squadra che dove va cerca di portare un buon risultato per llevare a casa. Nella prima parte di gara arrivavate secondi sulle seconde palle, appunto, questo ha fatto arrabbiare un po' il mister. Che cosa vi siete detti poi? No, ho detto di stare un po' più concentrato, però penso che abbiamo fatto in generale una partita ottima. Una bella intesa con Tripoli. Sì, con Tripoli, dopo Peppe che sempre sta lì con noi, siamo 3 attaccanti che il mister è il che mette al campo e stiamo a disposizione per farlo della miglior maniera possibile. 2 partite, 2 vittorie, ma quali sono le insidie di questo campionato? No, come te l'ho detto prima, noi andiamo partita a partita, non possiamo pensare di più, però siamo
contento perché il messaggio che trasmette il mister è di partita a partita dare il massimo per portare 3 punti a casa, che è importante. Grazie. Grazie.